Se il 2021 aveva visto una grande ripresa dei porti di Venezia e Chioggia con numeri a livello di pre-pandemia, soprattutto nel settore merceologico, l'impatto che ora si deve affrontare a causa della guerra tra Russia e Ucraina è importante. Lo evidenzia il presidente dell'autorità portuale nel corso della trasmissione Ring. I traffici con l'Ucraina, che sono prevalentemente in import, pesano sul nostro sistema portuale in misura di circa del 6,6%, mentre con la Russia in misura del 7,6%. E stiamo Caspita. parlando soprattutto di Acciaio, importazioni, giusto? No? sì, rinfuse siderurgiche, prodotti siderurgici, chimici, cereali, sfarinati, granaglie, quindi un impatto significativo. Da aprile ci sarà l'impatto forte, addirittura per quanto riguarda il traffico dell'Ucraina, il porto principale è proprio Mariupol. Di Blasio però sottolinea anche come questo momento in realtà sia positivo dal punto di vista del rilancio degli investimenti. Noi abbiamo aperto a dicembre con il nuovo regolamento sulle concessioni la possibilità di rilanciare proprio nell'isola di Marghera, che stiamo vedendo ora, le concessioni, che questo vuol dire nuovi investimenti, nuovo lavoro, nuovi traffici. Metteremo nelle concessioni, alzeremo un po' l'asticella, cioè chiederemo a coloro che vogliono venire a lavorare in maniera stabile, e stabile dico 20-30 anni nel porto di Venezia e di Chioggia, delle richieste in termini di nuovi traffici, in termini di traffici che siano più rispettosi dell'ambiente, che ci sia una particolare attenzione all'efficientamento energetico e soprattutto alla pianificazione dell'occupazione. Buone notizie anche per la ripartenza della stagione crocieristica, anche se dice Di Blasio non si tornerà più ai numeri del 2019. I cantieri Attiva e Avecon rispetteranno i tempi. Vecon sicuramente la prima settimana di aprile, TIV ha delle caratteristiche tecniche molto più importanti, ma stiamo raddoppiando i turni di lavoro anche di notte, quindi Ah, in quel caso siamo verso la fine di aprile. Ma in ogni caso, diciamo, è stato un piccolo miracolo in una situazione in cui il porto è stato colpito da un provvedimento che non c'è mai stato un precedente uguale al mondo.